programma di prescrizione dell'esercizio fisico sta all'interno del Piano regionale della prevenzione 2014-2019. All'interno del piano, secondo le indicazioni che ci ha fornito il Ministero, quindi di orientare le attività della Regione nel contrasto alle malattie croniche, uno dei fattori di rischio più importanti è rappresentato dalla sedentarietà. Lo stile di vita sedentario è un problema enorme per la nostra società e recentemente è uscita una monografia nell'Lancet che dimostra che il ruolo della sedentarietà nella società è in grado di sviluppare gli stessi danni che determina il fumo. Questo concetto non è ancora chiaro nella popolazione generale perché è molto più spaventata dal problema che genera il fumo rispetto invece al danno che è in grado di generare la sedentarietà, favorendo e sviluppando una serie importante di patologie croniche. Quindi abbiamo nell'ambito della sedentarietà programmato diversi filoni di attività, naturalmente condividendo questo tipo di attività con le aziende ULSS che sono sul territorio. Quindi da una parte la promozione dell'attività fisica, degli stili di vita sani, rivolta prevalentemente ai soggetti sani che non hanno patologie. Invece abbiamo sviluppato un filone di attività chiamata prescrizione dell'esercizio fisico proprio per orientarci verso quei soggetti che hanno avuto o che hanno delle patologie e che pertanto hanno bisogno di essere supportati per migliorare le loro condizioni generali ma anche la loro specifica patologia. Gli effetti positivi dell'esercizio fisico sono innumerevoli perché l'esercizio fisico, quando viene eseguito in modo adeguato per il soggetto che lo sta praticando, è in grado di ridurre la pressione arteriosa, di migliorare il controllo della glicemia, di ridurre il peso corporeo, di favorire l'assetto e la gestione degli grassi nel nostro sangue, ma non solo, ha tutta una serie di effetti molecolari che sono molto importanti per la salute cellulare. Quindi abbiamo istituito questo filone programmando la costituzione delle palestre della salute dove i soggetti possono seguire sotto un monitoraggio con gli specialisti dell'esercizio fisico una serie di attività fisiche in queste palestre dedicate dove vengono proprio seguiti affinché svolgano il programma che gli è stato prescritto. Il nostro programma sulla prescrizione dell'esercizio fisico è dedicato a tutti i cittadini che sono affetti da malattie croniche, come per esempio le malattie cardiovascolari che sono le più frequenti patologie croniche, come chi ha avuto un infarto miocardico, chi è affetto da ipertensione arteriosa o che è stato sottoposto ad una angioplastica coronarica o che ha avuto uno scompenso cardiaco, o nei pazienti che hanno una malattia metabolica come per esempio il diabete insulino dipendente o è affetto da una dislipidemia come l'ipercolesterolemia, o un paziente che ha un'insufficienza renale cronica, quindi tutte quelle patologie che possono caratterizzare negativamente la prognosi di un soggetto affetto da questa malattia. Il medico sportivo prescrive l'esercizio che è adeguato a quella condizione clinica e a quel soggetto. Le persone, quindi i pazienti, si iscrivono in queste palestre dove abbiamo definito dei criteri che sono appunto specifici per loro e c'è un esperto dell'esercizio fisico che aiuta il soggetto a seguire gli esercizi che gli sono stati prescritti. Segue naturalmente un monitoraggio, nel senso che la persona poi via via viene rivista dal medico prescrittore, che può essere principalmente il medico sportivo, ma può essere anche un medico specialista che ha seguito il paziente nelle sue patologie, oppure può essere anche il medico curante che prescrive per lui una visita specialistica dove viene descritto lo specifico programma che il soggetto deve seguire. Dove andrà il paziente ad assumere il farmaco esercizio? Andrà all'interno di una palestra della salute, dove troverà personale qualificato, adeguatamente formato, quindi potrà svolgere in modo sicuro, questa è una cosa molto importante, in modo sicuro un programma di esercizio fisico. Le palestre della salute sono disponibili sul territorio, ma per informarci possiamo vedere dove si trovano consultando il sito della Regione oppure il sito delle aziende ULSS. Una cosa importante è che il soggetto paziente con una malattia cronica può richiedere una consulenza ad hoc per accedere alla prescrizione dell'esercizio fisico rivolgendosi al proprio medico curante oppure allo specialista che lo segue per la specifica patologia.